Facile successo del Matera nella quinta di ritorno, 5-0 sul fanalino leporano e pronostico nettamente rispettato. Il testacoda del girone M dell'Interregionale si è concluso così. Netto il divario fra le due formazioni in campo, il Matera ha potuto orchestrare in tutta scioltezza le sue manovre, favorita anche da un leporano che comunque non ha fatto le barricate, interpretando la gara senza eccessivi tatticismi. Ne è venuta fuori una gara a tratti piacevole, corretta e con frequenti triangolazioni per tutto l'arco della gara. Una gara che in fin dei conti può essere condensata nelle azioni da rete. Scarse le emozioni per il resto dell'incontro, tutte create dai biancazzurri. La difesa materana, infatti, più che badare a difendersi, si è preoccupata di partecipare alla manovra, con i difensori spesso in attacco. E veniamo alla cronaca. Neanche il tempo di sedersi comodamente in tribuna e Ristic, lanciato sulla destra, lascia partire un tiro senza grosse pretese, sul quale la Pese commette la classica papera facendosi sfuggire la sfera in fondo al sacco. 1-0 per il Matera. Continua fluida la manovra della formazione di mister Pasquino che sfiora ripetutamente la marcatura. Al 30° Condanza in semirovesciata al lato di poco. Al 34° Ristic ruba palla in aria. La difesa tarantina si salva in angolo. Sull'azione successiva Morea, appostato sulla linea, evita il raddoppio materano. Raddoppio che giunge puntuale al 37°. Piero Caputo conquista palla sulla tre quarti e trova il corridoio giusto per Ristic. Tocco morbido dello slavo ad eludere l'uscita del portiere avversario e palla ancora in rete. Ultima emozione del primo tempo, sempre con Ristic direttamente su calcio di punizione. Dalla sua posizione preferita, portiere avversario spiazzato e palla ribattuta dalla parte superiore della traversa. Secondo tempo sempre con il Matera in avanti e con il Leporano a cercare di imbastire qualche azione di rimessa, puntualmente interrotta dai tifosi materani, tra cui si distingue il Capitan Tanzi. Buona la sua prestazione. All'11° opportunità per Ciullo, la sua conclusione ravvicinata viene deviata fortunosamente in angolo dalla Pese. La terza rete materana giunge al 14° con Adorisio prontamente scattato nell'area avversaria a raccogliere un suggerimento di Presta. Perfetto il diagonale del centrocampista e palla che termina la sua corsa in fondo al sacco dopo aver ribattuto sul palo opposto. Al 20° ci prova anche Tanzi, la sua conclusione di testa impegna il portiere avversario. Al 25° ancora Presta suggerisce per Danza la palla del 4-0, passaggio filtrante per il difensore, non nuovo a queste imprese, e la Pese è battuto per la quarta volta. A questo punto Pasquino sembra essere soddisfatto del risultato e concede un po' di riposo anticipato a Piero Caputo, ancora una volta determinante il gioco del Matera, sostituendolo con Ferrante. Poco dopo anche Ristic abbandona il campo anzitempo per far posto a Salerno. Ed è proprio il nuovo entrato Ferrante che arrotonda il punteggio al 34°, intervenendo a volo su di un cross dalla destra. Ribattuta la sua prima conclusione, lo stesso Ferrante ribadisce a rete e indovina un perfetto rasoterra che si infila alla destra del portiere avversario. Un risultato pienamente meritato dal Matera, giusta espressione della differenza dei valori in campo, anche se il Leporano per l'impegno forse non meritava un passivo così corposo. E il Matera intanto prosegue nella sua corsa.